Allora, Matteo Secchi, in questa Venezia devastata dal Covid, no? Parlavamo però prima di errori che sono stati commessi proprio a monte, che hanno determinato una situazione che adesso è ancora più drammatica. C'è anche il fatto che questi poveri veneziani che negli anni sono diminuiti, no? C'è un orologio, una farmacia che conta i veneziani che si trasferiscono, mi pare che ne siano rimasti 40.000, più o meno. Sono in 51. 51.242. Adesso in questi giorni il conto abitanti elettronico non c'è perché è in manutenzione, perché dopo 12 anni si è rotto. Lo stavo aggiustando, qualcuno mi ha telefonato, ci ha preoccupato, aiuto. Dov'è finito? Dov'è? Lo stanno sistemando, Sì, sì. non ce la fa più, no? Dopo Sì, sì, 12 sì. anni di attività. Senta, però, dicevo, i veneziani avrebbero in teoria diritto anche, non dico adesso, ma da decenni a questa parte, non so, di arrivare in Piazzale Roma e di poter fare una sosta per scaricare i bagagli senza trovarsi dietro code, vigili che ti multano, Beh, avrebbero diritto, non so, credo a un posto barca, se fosse una città che tiene i veneziani, no? O no? sì, sono d'accordo. Intanto Piazzale Roma, sinceramente, l'hanno organizzato, secondo me, in maniera pessima. Perché una volta mi ricordo quando dovevamo fare le nostre soste, ci mettevamo vicino ai bagni e avevamo uno spazio molto ampio per farlo. Adesso dobbiamo diventare matti per arrivare con l'auto, farci prendere, scaricare qualcosa. È difficilissimo, no? Sì, sì. E poi, tornando a quello che hai detto prima, sì, dovremmo avere il diritto di poter avere dei parcheggi, non dico gratis, ma a una tariffa super agevolata. E poi per i posti in barca lasciamo perdere, cioè, preferisco sorvolare perché Perché lì c'è proprio... non vorrei dire parole sì, non sì, sì. consone al valore della trasmissione. Capisco, Cioè, capisco. lasciamo perdere. Sì, sì, meglio, Cioè, cambiamo sì, è discorso. meglio cambiare discorso, Sì, no? Perché, vabbè, grazie no, direttore. no, no, senz'altro, senz'altro. Senta, Secchi, per quanto vi riguarda, voi avete fatto delle manifestazioni fantastiche, il funerale, poi vestiti da sci sul ponte di Sì. Calatrava, no? C'è qualcos'altro in programma, sia pure in questo panorama desertificato? Ma guarda, attualmente manifestazioni naturalmente non se ne possono fare e quindi ci si può limitare a blitz e cose di questo genere. Ne abbiamo una in mente verso la fine dell'anno, ma naturalmente sarà una sorpresa, Certo, come sempre. come sempre. Vi seguiremo, verremo con le Lo so, lo telecamere. so. Allora, invece Silvia Rossetti dice